Siamo a Rovigo, siamo nuovamente a Palazzo Roverella che ospita ancora una volta una mostra pittorica di grandissimo rilievo. Infatti è la prima volta che in un unico momento ci si ritrova a vedere a confronto due esperienze pittoriche diverse. Infatti Zandomeneghi e Degas, impressionismo tra Firenze e Parigi. Queste due figure che si sono incontrate nell'ambito della Parigi dei bar e delle caffetterie si vedono riuniti, si vedono contrapposti qui a Rovigo con le caratteristiche della loro pittura e della loro arte. La figura di Zandomeneghi nasce a Venezia, studia a Venezia all'Accademia delle Belle Arti e poi approda a Firenze interessandosi all'arte della macchia, ai macchiaioli, inframmettendo però le sue esperienze politiche. Infatti lui unisce l'impresa dei Migli e raggiunge quindi Garibaldi. Per poi abbandonare totalmente la vita politica, arrivare nella città di Parigi dove inizia a frequentare i caffè e le caffetterie. La figura di Edgar Degas invece, nato a Parigi, vissuto a Parigi, formatosi a Parigi in pieno impressionismo. Arriva con la sua meticolosità quasi chirurgica, infatti lui è appassionato di teatro, è appassionato di ballo, ma non per l'arte della danza, in quanto è nel ballo che vede il movimento. Infatti nelle sue pitture c'è un'attenzione minuziosa a tutti i particolari, derivanti appunto dal movimento, quasi in contrapposizione invece alla pittura più estemporanea, alla pittura più vivace di Zandomeneghi. Quindi il fatto di poter vedere questi due artisti così diversi, che però nel tempo e nel periodo della loro vita artistica sono diventati anche amici, è un'occasione unica per arrivare quindi a Rovigo, frequentare e visitare Palazzo Roverella e poter visitare questa mostra dal 27 febbraio al 26 giugno 2026.